Ragazzi, avete mangiato bene allora? Sì, Simone, bene. scusate, ma come si chiama questo ristorante qua? Al Benviandante? Dove? Tornezzo? Sì, al benvenuto. Al Benvenuto Sì. di Tornezzo? Sì. Ah, io ho mangiato benissimo. Cosa dite? Mario? Certo. Sì. Allora, Prendiamo sì, un caffè. ma, è il signor Tondo quello. No, come vedere? È il signor Tondo quello. Eccomi Scusi, qua, signore. buonasera. Scusi, cosa dice, signor Tondo? Sì, signor Tondo. Davvero? Certo. Lo può chiamare per cortesia? Prego, Renzo. Guarda, Signor Renzo. Dai, Mario. Di solito mi chiamano il tavolo quello si può Buonasera, signor Tondo. Buonasera. Simone Masotti, No. sei tu vivo, vero? Simone. Cazzo, Che bello vederti. Cosa fai? Io sempre mi sentivo. Cosa fai qui? Ero con gli amici perché stiamo progettando un viaggio in bicicletta. Come al solito vai anche tu. Ma certo che ci vado, sai che noi parchissoniani, Eh. quell'altro un po'. Che viaggio fate? Allora, è un viaggio un po' avventuroso. Partiamo da Trieste, passiamo tutta la Slovenia e andiamo giù lungo la costa fino ai laghi Plitvice. Magari viene anche lui. Chiediti. Ti piacerebbe? Davvero? Dai! Guarda, io Accomodati, Renzo. Dai, dai! Scusi, lei è della RAI? Magari. No, perché? Sono un bel lavoro. Attendiamo quelli della RAI noi. Eccoli qua, grazie. Grazie. Da Trieste ai laghi croati di Plitvice e ritorno per un viaggio in bicicletta che al sapore dell'avventura e della tenacia unisce un grande valore terapeutico per affrontare la malattia di Parkinson. Sono 6 gli amici, 2 dei quali parkinsoniani, che si sono riuniti per questa impresa trascinati dall'architetto Simone Masotti, che sulla sua ventennale convivenza con la malattia ha scritto un libro e che nel 2019 ha dato vita al progetto Muoviti e Pedale. Divertirsi, questo è il primo obiettivo, e poi portare un messaggio a tutte le persone di non arrendersi, ma di continuare a vivere, perché la vita non finisce con la diagnosi. 20 anni fa, quando ho iniziato io ad ammalarmi, non si parlava di movimento, anzi era più un pericolo per noi malati, ma adesso si può dire che il 60% del beneficio è dovuto al movimento e il resto, chiaramente indispensabile, alla medicina, ai farmaci. Sono molti ormai, infatti, gli studi clinici che dimostrano che sport come il ciclismo apportano benefici significativi a chi soffre di Parkinson, migliorando la mobilità e l'umore e riducendo la rigidità degli arti. E poi c'è l'aspetto psicologico e sociale, superare le proprie limitazioni sentendosi parte di una comunità, della quale oggi fa parte anche l'ex presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo. da quando ho deciso di confermare di avere il Parkinson, mi sono accorto che mettere a disposizione la mia essere stato un personaggio pubblico è servito a tante persone ad uscire da un
una situazione di marginazione psicologica e quindi dare un messaggio positivo che non finisce qui, ma col Parkinson si può comunque fare grandi belle cose come facciamo noi oggi. Siamo partiti, primo giorno, il sole ci accompagna per queste prime 3 ore di pedalata. Speriamo che mantenga anche i prossimi giorni. Brava, grazie. Ecco, il gruppo è al compatto, tutti e 6. Oggi giornata non banale, è 3 ore che pedaliamo sotto la pioggia bacchetta e ci mancano, abbiamo fatto 30 km, ci mancano ancora 40. Andiamo a strada. Operazioni di vestizione antipioggia. Antipioggia. Capitano Nino Granzon, Presente! adunata. 7° giorno di percorso. Capitano Simone Masotti, si presenti! Eccomi. Renzo Toto, caporale maggiore, avanti! Presente. Prego, si accomodi! Caporale Paolo Nadin! Caporale Paolo Nadin, non per batteria, si mette attenti! Dammi 3 di posizione, dammi 3 di Paolo! posizione. I cani diventano Avanti, violenti Paolo! per non farsi spazzolare i denti. Alessandro! Avanti Alessandro! I presenti, attenti! Si accomodi! Quarta tappa, Maurizio pedala! Mario, avanti!
In riga! In riga, pronti per partire! Alza bandiera! Onore Alla patria! alla patria e a Plinice! Ti ho detto che dopo lì tutta discesa. Questo è Nina, una persona che ha fatto 3 ore di macchina per portarci questo pezzettino qua e ne deve fare altre 3 per ritornare. Non siamo sarò debitori a vita. Ecco, siamo arrivati all'ultima tappa e alla fine di questo viaggio. Un viaggio, questa volta veramente avventuroso.
che non ha niente da invidiare all'Alaska, perché siamo stati veramente nel mezzo della Croazia più profonda. Si rientra! Le rose di maggio. Il profumo delle rose si spande a macchie e si nasconde dentro siepi trascurate a proteggere pareti, mani, sospiri, mentre fa da scorta al gruppo di matti per chi li vede passare con sincrono moto, fradici e tutti curvi sul fermo manubrio. La catena li lega, la catena li libera. Pedalano instancabili, tra battute e quasi rinunce, spronano chi sta dietro che a sua volta li carica, mentre tutto il resto, il superfluo, svanisce. Il sudore si mescola alle stille fredde che pizzicano l'epidermide. Esplora muta le mobili antenne tese, chiamata dal battere fitto della pioggia sul lucido selciato. Scivolando lenta, rimira al segno lasciato dagli stranieri. Le piccole scie somigliano all'ombra delicata che le brilla dietro come uno strascico. Labbra socchiuse versano copiose perle su quella compagnia di amici. Hanno fermato le bici sul muro per decidere. Guardano le maglie sgocciolare alla finestra, ridendo per l'acqua che ancora sembra cadere nella loro mente, senza bagnarli. 6 compagni senza nulla in comune, curva dopo curva sono più complici, come patate e formaggio si fondono sulla tavola carnica. Dall'ultimo in fila, che di solito pedala fino all'edicola, sempre presente, ciascuno conosce bene il suo compito. Eccoli infine nel bosco incantato, ali colorate vanno leggere contro il verde i piedi della cascata. Scricchiola la passerella di legno sotto le ruote. Per un poco tacciono i fischi. Il muschio riveste ogni tronco, riparo gradito a 2 occhi felini. Sfogliate in terra rimangono chiazze di rosso tra stracci gialli a segnare il passaggio per uscire dal rischio di vergognarsi. La forza di amici sinceri ogni meta rende possibile. Nella corsa della vita nessuno si perde, perché viaggiare fa crescere.